Scatman's World. Comandante veneziano, siamo su Valentino Rossi dei Game, Fioi, siamo in Austria, ho fatto un bel po' di giri, ma ragazzi non mi trovo, vaffanculo chi ha messo sto Gran Premio nel calendario. Qualificazione oscena, 22esimo posto, proprio un disastro assoluto, speriamo di recuperare un po' in gara, ma proprio le qualifiche sono state disastrose ragazzi. Qui al Red Bull Ring di Spielberg, fanculo anche questa gara, ma porca miseria, proprio non ho trovato il setup, non ho trovato un cazzo, il primo settore anche positivo, poi per rotato del secondo. Niente da fare, qua rischiamo di perdere punti importantissimi, raga. Vaffanculo anche nel primo d'Austria. Ha optato per le gomme dure e chi invece... Vai ragazzi, scateniamo l'inferno, fiori, dai. Dobbiamo fare una rimonta mondiale, Vai, raga. Gran Premio d'Austria, prima prova qua in questo circuito. E 10ª tappa del mondiale. Vai, ragazzi. Tanto non si partiva così in fondo nello schieramento, porca mignotta. Per il momento questa non sarà sicuramente tra le favorevoli, anzi. Qua però recuperiamo già tantissime posizioni. Dai, come che magari in questa è una gara male in qualifica e bene in gara, chi lo sa. Oh, Che Guevara, fioi. Che Guevara, il bagnatone. Popcorn flakes. Popcorn, fioi. Popcorn flakes. Eccolo qua il porco. Qua esagero un po'. No, mi va di... No, mi è andata di culo, ragazzi. Non ho ammazzato nessuno, non sono caduto io. Il culo comandiano c'è. E signori, inizia la grande sfida. Kume versus Rosibinder versus Frena Fenati. Diciamo che c'è andata veramente di culo, niente, però... qua inizia il secondo settore, che è quello proprio odioso. Quartararo. Bastardini, il quarto. Però siamo partiti da come siamo partiti, va benissimo che così. Purtroppo questa sarà una gara molto sfavorevole, ho paura. Nel corso vediamo se mamma mia. Che lotta, fioi, che lotta. Dai Kuma, siamo in quinta posizione. Quinth place. Sì, quinth place. Fly. Ciao, 5 place. Nell'inglese puro. Niente da fare, lunghissimo. Niente. È una gara sfavorevole questa, raga. Ho delle curve che le prendo anche bene, ma altre malissimo. Vai, prendiamo la scia del bastardone. Ecco. Ciao bastardini. Ciao caro. Ciao Beppe, ciao. Staccatona della vita, attenzione! Quanto ho rischiato. Mamma mia, quanto ho rischiato Frena Fenati. E siamo a ridosso dei primi due. Mamma mia che gara, signori, qui allo Spielberg. Al Red Bull Ring. Siamo a casa dei bibitari, cazzo. Siamo a casa dei bibitari, il cui vuole fare la rimonta che lo può già portare nella leggenda. Ecco, sta curva non mi viene mai. Ma incredibilmente la fanno peggio i miei avversari, non so come. First place. CS spento e si gode. Ragazzi, come ho recuperato? Non capisco però, non capisco come sia possibile. Avevo letto però su un forum, attenzione, però forse avevo letto su un forum questa gara era un po' così. Era più difficile in qualifica che in gara. In verità stiamo soffrendo perché non la stiamo dominando. Però abbiamo fatto una rimonta, cioè non posso credere che il Kume sia così pro veramente da dominare da 27esimo. Attenzione che se vinciamo questa vinciamo la quinta gara, Potremmo già fare il trofeo, un trofeo importantissimo, le 10 gare in una stagione. Anche se la vedo molto dura come non gasarti troppo, che l'ultimo giro abbiamo le abilità al minimo. Dovrebbero però debuttare con una vittoria. Vai Kuma. In questo tracciato qua. Ultimo giro, signori. Final lap come andiamo. Comunque questi vanno più lenti in gara, assolutamente. Assolutamente. Non ho parole per descrivere veneziano. Don not parole. Don not parole. Vai Kuma. Ultimo giro. Le abilità sono bassissime, sono stanco, la stamina è quasi al minimo.
Prendiamo un po' prima perché i tempi di frenata sono più bassi adesso con queste condizioni. Ok. Mamma mia che come sontuoso. È la partenza, ho fatto una partenza veramente a cannone. E mi è andata di culo che non sono caduto sinceramente. Questa è una curva stra insidiosa in MotoGP, mamma mia. Cioè comunque con le moto rispetto alle Formula 1. E questa è anche questa qua. La prossima. Questa è proprio una curva cieca che non vedi un cazzo, non la vedi, non capisci. Se la vedi poco perché comunque è in discesa. Però affrontata abbastanza bene. Signori, voglio diventare il re dei bibitari. Voglio vincere a casa dei bibitari, ragazzi. Voglio successo a casa dei bibitari. Vai Cuba. Regalami il sogno. Regalamelo. Eccola qua, un'altra curva fastidiosissima. Riesco di perdere la prima posizione. No, non la perdo. Non la perdo, signori. Ultima curva. E andiamo a vincere il Gran Premio d'Austria. Quinta vittoria in carriera. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Attenzione! E il Cube si abbazza per festeggiare. E il Cube se ne va. Mamma mia. Vabbè, sono morto dopo la gara. Anche giro record. Ah, ma sì, giro migliore. Cioè, 3 secondi più veloce, va bene. Ragazzi, c'è probabilmente un bug su questa gara perché c'è sempre la prima volta. Eh sì, con Sara l'ho già beccata stavolta, però. Siamo a meno 12, ragazzi. Questa invece può diventare molto favorevole perché forse è un po' buggata. Forse la aggiorneranno perché la prima volta sarà per quello. Intanto il Kuma si perde un'altra vittoria. Mamma mia, mai cominciato così su MotoGP. Le abilità vanno sempre più su, come il pacco del Kuma. Perfetto, buono. Molto bene. Molto bene, andiamo ad aggiornare le nostre statistiche come indiane, scriviamo in tempo reale. Gare completate 10, vittorie 5, podi 6, giri veloci 5, mondiali 0, pole position 3, hat-trick 2, perfetto. Ok, prossima tappa del mondiale, andiamo a Brno, gara favorevole, quindi hanno tolto Indianapolis, porca puttana. Vabbè però, vabbè lo stesso dai. Andiamo a Brno. Vai raga. Abbiamo tutto a cannone. Perfetto. Perfetto. Andiamo ragazzi, ci rivecchiamo dopo le qualifiche. Ragazzi, ho cannato anche questa qualifica, 14esimi, ma porca miseria Brno, che è una gara che è favorevole, non capisco sinceramente. Non è andata bene raga, non è andata bene. Ho 2 qualifiche su 2 sbagliate. Speriamo di recuperare in gara, madonna che caldo raga. Caldo polare, signori. Caldo polare. O freddo torrido, voi la scelta. Andiamo a che vorrei aprire il ventilatore, ma porca puttana. Si sente un casino dopo, non si può registrare, e allora... E allora andiamo così, perché purtroppo il MotoGP esce sempre d'estate, che cazzo. Non può uscire tipo, non so, con l'inizio della stagione. Bisogna vincere anche a Brno. Voglio la 6ª vittoria. Mi sono messo in testa che voglio vincere il primo mondiale. Voglio conquistare tutti i trofei di Sara il primo anno. Sì, che poi vabbè, non sarà così perché poi ne arriveranno altri. Ragazzi, lo so già, Sara è un puttanone da chilo. Però, dai raga. Brno, 11ª tappa del mondiale. Vai Beppe. 2 qualifiche purtroppo negative. Dopo le comunque 3 pole position stagionali, che non è male. Ma il Kuma è più un animale da gara, in qualifica dipende. Attenzione, vai comandone, madonna, come l'ho presa bene questa, perfetto. E siamo già in 7ª posizione, siamo già 7ª, raga. Che bello, non sto ammazzando nessuno per il momento, mi fa molto piacere sta cosa. Sarà dura in MotoGP ragazzi, mamma mia. Attenzione, subito duelli bellissimi, bravo Kuma, un buon interno, però se ne stanno un po' andando i primi, attenzione. Il Kuma imbottigliato con Navarro. No, Navarro, scusate. Non ho visto bene chi è il 7º. Ok, studiamo la situazione. Non siamo di certo favoritissimi oggi, non mi sembra proprio.
Non capisco il perché, onestamente, che per noi sia stata una gara strafavorevole. Non mi sembra che... Insomma, non l'hanno cambiato. Vabbè, stiamo calmi, dai, raga, stiamo calmi. Mancano ancora 2 giri e mezzo. C'è tutto il tempo. Ah, Antonelli, Antonelli. E il Nico, giusto, giusto. Era Nico quello dietro. Un piccolo traversone come indiano. Perfetto. Blau job, blau job. Good job, vai. Però non abbiamo passo, non c'è passo. Boh, oggi o i meccanici mi hanno fatto una moto della Chicco, non lo so. I primi 5 sono imbattibili in questo momento, devo tirare di più. Buono. Bellissima come entra Veneziano. Qua siamo entrati abbastanza bene, Siamo quarti. Siamo quarti, c'è Bastianini e Bastardini che spacca un po' le balle, ma il trio si è ricompattato. Ciao ragazzi. E il Cume se ne va. Parapapà. Ok. First place. Però pompano di più, ragazzi. Pompano di più oggi agli altri. Mamma mia, quanto ho rischiato! Mamma, che duello con Binder, Fenati e Bastardini. Mi gasano sti duelli, ragazzi. Mamma mia, signori. Come stiamo guidando bene, però. Bene, bene, mi piace. Finalmente è un Cume competitivo anche ai massimi livelli. Tutto a cannone. Sono contento. Sono proprio contento, raga. Bisognerà capire nelle 2 sfide online, perché c'è quella con Sutil, ma anche con Mito ci sarà una sfida, E vediamo un po' se il Cume riesce a dimostrarsi abile anche online. Mamma mia, che sfida con Fenati, madonna che scambi, sì. Lasciamolo andare, lasciamolo andare, lasciamolo andare, ok. Siamo là, ragazzi, però siamo là. Si è defilato Binder, si è un po' defilato la piccola Rosy, si è defilata la piccola Rosy. Molto bene, dai. Madonna Sara, ragazzi, si era bagnata in panchina, ai box. Mamma mia, il Cume! Cosa ha rischiato quel Cume? Mamma mia, che rischio. Niente, non riusciamo però, non c'è niente. Prendiamo la scia. Prova l'internazzo e l'internazzo riesce. L'internazzo riesce. Ecco, una cosa cazzo che forse manca sono i guasti meccanici. Eccola là, questo forse manca quest'anno. Che per carità nelle moto succede ogni volta ogni tanto, però vedi Rossi e Mugello, questa forse è una mancanza. Eccola qua, l'abbiamo trovata forse. Però siamo primi, fotte sega. Giro veloce di Veneziano. Giro veloce del Cume. Mamma mia, ragazzi, il Cume sta veramente... Stiamo massacrando chiunque, Ragazzi, qua rischio di fare il platinum dei primi 3 trofei di Sara. Uno e 3 da frenate, ragazzi. 1 e 3 da frenate. Mamma mia, oh. Molto bene. Benissimo. Raga, stiamo pitturando, stiamo pitturando. Il Cume in questo momento sta pitturando. Ragazzi, queste 2 rimonte però possono portare a Meggiani l'Olimpo, Signori, che è devastante sto Cume oggi, Siamo in una forma micidiale, quasi fastidiosa per gli avversari. Molto bene, Cume, molto bene. Fantastic job. Stiamo attenti a questa curva. No. Che male che l'ho presa, Mi tocca frenare qua per salvarla, speriamo bene.
Fenati è tornato vicino. No, mi sono un attimo deconcentrato. Porca mignotta, no. Non posso perdere la sesta vittoria. Very good, come very good. E si va a vincere a Cabernet, signori. Il Cume è veramente un fenomeno. Yes! Grande vittoria per il Cume. Mamma mia come stiamo andando bene. E anche giro record. E siamo a meno 6 in classifica. Mamma che duello, ragazzi. Signori, un Cume fenomenale. E le abilità vanno sempre più su. Perfetto. Raga, un salutone dal commentone veneziano. Adesso vediamo qua se la nostra Sara ha qualcosa da dire. Adesso ho anche paura Sara perché vede vicino qua anche il pompone. No, perché il pompone siamo a 6 vittorie. 6 vittorie, 11 gare, 7 podi, 6 giri veloci. Pole position 3. Hat-trick. No, purtroppo niente. Niente, Sara non ci deve dire nulla. Un super grazie Valentino. Vediamo, sentiamo Vale. Ragazzi, sto organizzando una gara con l'R1 a Misano per questo weekend. Chi ha voglia di fare un po' di bagara è il benvenuto. Ok, quindi la prossima gara ci spariamo la R1 con il buon Valentino. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Hashtag King Kume. Stavolta merito King Kume. Ciao!